prima ha investito e ucciso il 63enne Leni Lorenzato a Vigo d'Arzare, poi è scappato e al padre, che più tardi chiedeva spiegazioni per la parte anteriore dell'auto danneggiata, ha detto: ho preso una buca. Un uomo di 31 anni è stato denunciato per omicidio stradale dai carabinieri. Il dramma ieri sera alle 23 a Vigo d'Arzare. A chiamare i carabinieri è stato un residente che poco prima delle 23 ha sentito il rumore di un colpo provenire dalla strada e dalla finestra ha visto un uomo a terra, ma nessuna traccia dell'auto che l'aveva investito. Sul luogo dell'incidente, poco dopo, è tornato il 31enne, accompagnato dal padre. Quest'ultimo ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto sul cellulare un SMS dalla compagnia assicurativa che lo informava del sinistro e in garage ha trovato l'auto con la parte anteriore distrutta e macchiata di sangue e quando ha chiesto spiegazioni il figlio ha detto di aver preso una buca. Tornati sul posto hanno trovato i carabinieri che stavano ancora eseguendo i rilievi. Gli inquirenti stanno raccogliendo le immagini di videosorveglianza e le testimonianze per confermare le responsabilità del giovane che sostiene di non ricordare nulla dell'investimento.